Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere un partitone. Sapete che adesso c'è questo torneo che stanno giocando i GM e alla scacchiera abbiamo col bianco Wesley So e con il nero il campione del mondo Magnus Carlsen. Andiamo a vedere come è andata la partita. E4 C5, difesa siciliana utilizzatissima ad alti livelli. Cavallo F3, cavallo C6. Adesso qui ci si aspetta la solita D4, mentre viene giocata alfiere B5 che si chiama variante Rossolimo. E6, l'idea è quella di far spazio all'altro cavallo che può connettersi con quest'altro cavallo, anche se spesso e volentieri il cavallo poi viene messo in G6 e quindi poi ci sarà tempo per sviluppare l'alfiere camposcuro. A rocco corto il bianco ha già arroccato, mentre il nero è ancora alle prese con deve trovare una collocazione a questo alfiere, deve anche poi arroccare, quindi il nero ha un attimo uno svantaggio di sviluppo e in questo tipo di partita adesso il nero cerca prima di espandersi sull'alla di donna con spinta di questi pedoni per sviluppare prima l'alfiere campochiaro. C3 è una duplice funzione, sia quella di riuscire a supportare la spinta in D4 sia quella di permettere ritirate in alfiere C2. Questo tipo di ritirate lo vediamo spesso anche in Ruy Lopez, no? Quindi più o meno l'idea è la stessa, no? Praticamente il bianco sta giocando una Ruy Lopez, solo che il nero anziché aver risposto con E5 ha risposto con C5. A6 è il momento ora di ritirare questo alfiere, ovviamente non avrebbe senso, anzi si potrebbe tranquillamente, sto vedendo se ha senso portarlo in C4 dopo B5, oddio si potrebbe incoraggiare il bianco a spingere sempre di più. Alfiere in A4, B5, quell'idea appunto come dicevamo di sviluppare l'alfiere campochiaro in B7 e adesso questa diagonale ovviamente è la migliore per questo alfiere che in modo molto silente poi attacca su H7 dove ci sarà il nostro re a seguito dell'arrocco. Alfiere B7, una posizione solida quella del nero. Adesso il bianco gioca la comune torre 1, fa tutto parte dei piani, torre C8 e adesso dato che il nero comunque guarda, il nero ha due pedoni sulla quinta traversa che sarebbe diciamo proprio la metà scacchiera, mentre il bianco ha solo un pedone sulla metà scacchiera, quindi il nero gioca più aggressivo, ma noi sappiamo che più in realtà riusciamo a spingere in avanti i pedoni, più diamo delle idee al nostro avversario ed è così che il bianco decide subito di andare a attaccare questa struttura di pedoni che tra l'altro è rimasta da sola, non c'è neanche più la torre A4. B4, mossa assolutamente sensata, ovviamente non avrebbe alcun senso distruggersi così la catena di pedoni. B4 e su questa mossa c'è questa interessantissima D4. È il momento ora di cambiare un po' di pezzi. C per D4, C per D4 e ora il nero c'ha sempre questo problema di questo alfiere. Qualcuno potrebbe dire ma questo alfiere non si può giocare G6, svilupparlo in fianchetto eccetera eccetera. Il problema è che si verrebbero a creare un bel po' di debolezza nelle case scure e Carlsen questo vuole cercare di evitarlo, motivo per cui gioca cavallo G6, il cavallo non è ben posizionato e a questo punto cavallo in B va in D2. L'idea di questo cavallo può essere in futuro di andare C4, dove da C4 comunque controlla molto bene delle case centrali e semicentrali, oppure riposizionarlo in F1 per poi andare in G3 ed eventualmente poi riuscire a dare una mano con l'attacco. Carlsen gioca cavallo in A5, finalmente questa torre ha tutta la potenza, ma soprattutto questo cavallo può in futuro andare in C4, possono esserci anche idee di spingere, ovviamente tutto sempre con la dovuta preparazione. È il turno del bianco, ora che cosa giocheresti se fossi il bianco? Questa spinta qui sembra carina, in effetti blocca un po' il cavallo, ma ha la controindicazione di aver creato un buco qui. I buchi sono tutte quelle case che non riusciamo più a controllare con i nostri pedoni e quindi il nostro avversario può approfittarne prima o poi. Motivo per cui non si può fare
L'idea potrebbe essere anche quella poi di sviluppare l'alfiere qui, ma insomma è comunque rischiosa. Il bianco decide di giocare una mossa di profilassi che è G3, mossa comune nella struttura tipo Ruy Lopez, G3 con l'idea di annullare questo cavallo. Nel momento in cui togli queste case d'entrata del cavallo l'hai praticamente annullato. È il momento di continuare lo sviluppo. Carlsen gioca alfiere E7 e adesso ancora una volta il bianco si ritrova a dire: ma mo che cacchio faccio? La donna ok, sta bene sulla colonna D. Questo cavallo per ora sembra che non abbia troppe cose, l'alfiere Camposcuro, poverino, è sempre a casa, la torre da qui non può fare nulla. Andare a spingere al centro è assolutamente prematuro, dunque niente, il bianco trova come punire questo cavallo debole con H4. L'idea è quella di spingere H5 e togliere sempre più spazio al nero. Al nero che era partito molto bene con un grande guadagno di spazio sull'ala di donna, ma adesso si ritrova corto. E immaginati che adesso tocchi ancora al bianco. Dopo questa spinta il cavallo praticamente è costretto alla ritirata. Motivo per cui su H4, questa mossa molto aggressiva, Carlsen decide di dare un po' di pezzi per aprire la situazione. Decide di dare il proprio alfiere Camposcuro per cattura, 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 donna in H4. Ok, questo torneo, non so se lo sapevi, non è giocato a tempo ragionato, ma è abbastanza veloce come minutaggio, motivo per cui queste mosse possono essere fastidiose. È una di quelle mosse che probabilmente in una partita ragionata Carlsen non avrebbe mai giocato, ma sapendo che bisogna fare pressione psicologica, bisogna contare anche sul tempo, è una di quelle mosse che può dar fastidio. In realtà adesso non ci sono grandissime cose, oddio, in effetti qualcosina c'è, adesso proviamo a vederla, e però c'è da dire che il nero prima di poter essere d'aiuto deve arroccare, riuscire a portare in gioco la torre tramite F5, torre F6 e poi da G6 scacco, però è molto lunga la storia. Qui So trova una buona giocata difensiva che è torre 3, la torre controlla la terza traversa, impedisce parando il re da scacchi e ovviamente anche contrattaccando. Guarda che cosa sarebbe potuto accadere se adesso il bianco giocava cavallo F3. Sembra una mossa normalissima, il cavallo è tenuto dalla donna e minaccia la donna, che tra l'altro apre anche la diagonale a questo alfiere, quindi la donna non può neanche andare a dare scacco. Ma guarda come sarebbe continuata. Donna G4 scacco. A questo punto bisogna togliere il re, non ci sono troppe case sicure per questo povero re. Re H2, la migliore in assoluto, e adesso ci sarebbe stato questo piccolo tatticismo dove il nero riesce a recuperare un po' di materiale. Torre per alfiere, questa donna è sovraccarica poiché difendeva sia questo cavallo che questo alfiere, e dopo questa la partita prende un'altra piega, ma non è andata così perché abbiamo detto che su donna H4 torre 3 è la mossa che è stata giocata, e adesso F5 subito. Questa mossa fa riflettere tanto. Carlsen decide di giocare subito F5 senza prima aver arroccato. Torre G3 però adesso si attacca col pedone, l'arrocco è praticamente obbligato. La torre ha una bellissima colonna F che si può aprire dopo un cambio di pedoni, ma probabilmente l'idea migliore è quella di riuscire a portare la torre in modo tale che supporti l'attacco. Cavallo F3, sembra che il bianco si stia riprendendo questo sacrificio di pezzi per cercare di smantellare l'arrocco del bianco. In realtà sembra che non sia andato a buon fine, perché dopo che appunto anche il cavallo è arrivato in F3, il cavallo è in una buona posizione, minaccia la donna, anche l'alfiere Camposcuro è libero e ora ci si può tranquillamente riprendere. Donna in H5, e a questo punto come si continua? Beh, dato che comunque la situazione non è molto rosea, diciamo, qui sul lato di re, il bianco propone un cambio di donne. Come? Con cavallo N5. L'idea è quella di catturare sia in E7 sia allo stesso tempo un attacco di scoperta a tutti gli effetti sulla donna. Motivo per cui il nero è obbligato a catturare per guadagnare un tempo. Adesso c'è questo pedone sotto, dicevamo, e D6 minacciando questo cavallo. Il cavallo ora si deve spostare. Dove lo sposteresti? Beh, qui, se metti qui il cavallo, praticamente lo
lo sacrifichi, perché poi il cavallo non avrà molte case dove poter andare. Poi potrà andare qui e poi una volta che sarà qui sarà praticamente a bordo scacchiera. Cavallo D3 è la mossa migliore, dove tra l'altro minaccia un pezzo. F per E4 e viene finalmente aperta questa colonna per la torre, pedone per pedone, quindi siamo ancora in totale parità. Cavallo C4, questo cavallo è molto forte, da qui sostenuto dalla torre ed è pronto a rompere le scatole. Se questo alfiere si sposta può cadere quel pedone. A5, mossa importante da parte del bianco, e ora qui c'è questa struttura di pedoni un po' particolare. L'unico modo per cercare di renderla meno debole è quella di spingere questo pedone rafforzando questi pedoni. Il problema qual è? Ok, ora questi pedoni al centro sono diventati forti perché si proteggono a vicenda, ma l'alfiere Campochiaro in B7 è andato totalmente fuori gioco. Le uniche manovre che mi vengono in mente così per riattivarlo, intanto adesso non può fare questa perché c'è il cavallo che tiene questa casa, quindi dovrebbe addirittura spostare la torre e poi fare robe di questo tipo che richiedono parecchie mosse. È veramente un casino questa posizione. Adesso è vero che questi pedoni sono diventati, chiamiamoli forti, anche se è una barzelletta chiamarli forti, ma questo pedone è sorretto da questo pedone, che è sorretto da questo pedone, che non è sorretto da nessuno. Motivo per cui adesso So decide di attaccare la debolezza di Carlsen, che è quel pedoncino lì. Si può difendere quel pedone? Sì, con le torri, perché gli altri pezzi non possono farlo, né l'alfiere né il cavallo. Il problema è che quando le torri devono difendere i pedoni, poi sono ancorate alla difesa di quel pedone e quindi perdono solitamente parte della loro attività. Torre in F6 per tenere questa, e ora qui c'è un piccolo colpo tattico che è alfiere G6. Mi raccomando, se puoi posiziona sempre gli alfieri su case affiancate perché sono devastanti. La torre, per cercare di mantenere il controllo su questo pedone, va in G6, ma ora c'è alfiere in H5. Gli alfieri controllano tutte le case, compresa questa della torre, che è costretta, il nero è costretto a dare la qualità. E dopo torre per G5, torre per G5, la natura della posizione è così chiara che Carlsen non ha un minimo di controgioco. Questo alfiere totalmente fuori gioco, questa debolezza rendono praticamente il nero carne da macello. Qui il bianco ha 10.000 modi per andare in vantaggio. Il nero non potrà mai togliere l'alfiere, altrimenti cade questo importante pedone e c'è un pedone che va a promozione. La torre del bianco può facilmente portarsi e dare una mano all'attacco, quindi è veramente un casino. Questo alfiere fa pressione su questo punto e qui appunto Carlsen abbandonò. Insomma, a quanto pare anche il campione del mondo può fare delle sviste, a maggior ragione se è un tipo di gioco veloce, però questo diciamo ci rincuora un po' tutti noi comuni mortali. Ci vediamo domani ragazzi con un altro nuovo video, ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!